Oggi la Voce delle Regioni ci porta in questo splendido scenario, siamo nella Perla delle Dolomiti per gli internazionali di tennis di Cortina. Roberto Carballes Baena, 24 anni, spagnolo di Tenerife. È lui, il nuovo re degli internazionali di Cortina. Ha iscritto il suo nome nell'albo d'oro del più prestigioso appuntamento tennistico veneto, dopo quelli di Filip Krajinovic, Paolo Lorenzi e del brasiliano João Sousa. Una finale, quella disputata nell'incantevole scenario delle Dolomiti, vinta facilmente in 2 soli set contro l'austriaco Gerhard Melzer, già vincitore nel doppio in coppia con Guido Andreozzi. 6-1-6-0 lo score finale dell'incontro, con l'austriaco mai in grado di impensierire Carballes Baena, protagonista di un grandissimo torneo e di una finale, a suo stesso dire, praticamente perfetta. Roberto Carballes Baena, contentissimo, hai detto ho giocato il più bel tennis della mia vita. Sì, la verità ha sido un... Sì, la verità è che è stata una partita perfetta, mi sono sentito bene dal primo punto all'ultimo. Il mio avversario ha sbagliato un po' più del solito ed essere andato avanti così velocemente nel punteggio, chiaro, mi ha dato molta fiducia. Un marcador tan rápido me ha dado mucha confianza. Non hai sbagliato davvero niente oggi? No, la verdad que es increíble. No, è incredibile, sentivo bene la palla e tutto quello che volevo fare mi riusciva al meglio, sono molto contento e la verità è che ho centrato l'obiettivo. Seguir mejorando día a día y seguir subiendo en el ranking. Secondo te qual è stato proprio il tuo colpo vincente? Cosa ha funzionato più di tutto oggi? Ma oggi ha funzionato davvero tutto. Ne ho appena parlato anche con il mio allenatore. Mi è riuscito tutto alla perfezione. Sono davvero molto contento perché ogni cosa di quello che avevamo pianificato, tutto ciò che avevo pensato, mi è riuscito. Planificado y todo lo que había pensado me ha salido. Ti piace Cortina? Ti è piaciuto questo torneo? Sì, mi encanta. Sì, mi piace tantissimo. Sono venuto lo scorso anno per la prima volta e qui mi trovo davvero bene. I campi sono perfetti, il panorama è addirittura impressionante e qui ci trattano tutti benissimo. Aquí me trata muy bien. Tu sai che Cortina porta bene, no? Paolo Lorenzi ha vinto qui e poi ha scalato le classifiche. Cosa ti aspetti allora per il tuo futuro dopo Cortina? No, la verdad que... Magari potessi arrivare al numero 30 al mondo dove sta Lorenzi adesso. Speriamo sia l'inizio di un lungo cammino. Sono convinto davvero che continuando a lavorare su questa strada i risultati potranno arrivare. Intanto cose davvero buone le hanno fatte in casa Country Club Cortina. Ancora una volta la dirigenza del club bellunese ha messo in moto una macchina perfetta, confermando questi internazionali come il primo torneo del Veneto e riuscendo nella non facile impresa di alzare il montepremi da 50 fino a $75.000. Ma c'è la volontà di crescere e quindi anche grazie all'amministrazione comunale e comunque ad uno staff di primo livello siamo riusciti quest'anno a portare il montepremi a $75.000 e c'è la volontà di crescere ancora. Cortina è una piazza importante e noi il progetto è importante e ci stiamo impegnando in questo senso. Abbiamo visto del grandissimo tennis questa settimana, forse è il più bello, si diceva, di questa edizione. Si fa fatica a fare una classifica, però effettivamente abbiamo visto delle grandissime partite, avevamo dei top player, Marcel Granollers in particolare era venuto qua con tutta l'intenzione di vincere, ha fatto vedere del tennis davvero di altissimo livello. Il vincitore Roberto Carballes di pari passo davvero ha sorpreso tutti, parlando con lui diceva che forse sta esprimendo il miglior tennis in carriera e quindi sono certo che guadagnerà molte classifiche nel ranking mondiale. C'è stato un po' il dispiacere per Alessandro Giannessi, tutti lo aspettavano dopo la semifinale di un mago, purtroppo il livello era alto, è incappato in una giornata magari non al top, però insomma, anche la sua partita è durata molto, ha fatto vedere insomma, il pubblico è molto appassionato. C'è stata la grande soddisfazione del torneo per Matteo Viola che è ritornato ai suoi livelli dopo un paio d'anni un po' così.
e quindi insomma siamo contenti, edizione ottima. La soddisfazione per voi è anche quella che i giocatori vengono qui e dicono giocare a Cortina è sempre bellissimo, indipendentemente ovviamente anche dal risultato del torneo. Questo per voi penso che sia un motivo d'orgoglio. Sì, una grande soddisfazione, perché a prescindere dai risultati poi i giocatori tornano se si trovano bene, se la location è comunque ottimale, se la transportation funziona, se l'hotel va bene, insomma se un torneo è fatto da tante componenti, non solo dalle partite in campo. Siamo stati inseriti nella Best Scenic ATP e quindi tournament, e quindi è una grande soddisfazione, un altro motivo per impegnarsi e far crescere il torneo. Un torneo, gli internazionali di Cortina, che dicevamo è ormai punto di riferimento per l'intero movimento regionale, e mai come quest'anno Cortina ha ricevuto la collaborazione dei club di tutto il Veneto. Abbiamo l'orgoglio di dire che sta diventando il torneo del Veneto, perché a questa edizione hanno partecipato in vari posizionamenti diversi, chi come giudice di linea, chi come raccattapalle, chi come parte dello staff, ragazzi provenienti da tutti i circoli del Veneto, e questo per noi è bellissimo, perché all'inizio era il torneo di Cortina, poi il torneo della provincia di Belluno, in realtà è il torneo che richiama un pochino tutte le province del Veneto, e per noi questo è un motivo d'orgoglio. È un giocatore veneto arrivato almeno fino alla semifinale. Matteo Viola ha fatto veramente un torneo strepitoso, e ci è dispiaciuto appunto che abbia perso con Gerald Meltzer, ma comunque Meltzer è arrivato in finale, quindi insomma bravo Matteo, ha fatto veramente con poi bellissime partite. Di solito Cortina porta bene. Sì, ormai questo è diventato un tam tam nel circuito ATP, e questo ci lusinga, ci fa molto piacere, e qui hanno ripreso a giocare in modo poi meraviglioso personaggi di spicco del tennis mondiale come Viktor Troicki, come Paolo Lorenzi, e quindi tutti quelli che arrivano a Cortina poi improvvisamente giocano nei tornei anche importanti come gli Slam, piazzandosi in maniera incredibile, quindi noi siamo contenti, portiamo fortuna. Se l'edizione 2017 degli internazionali di Cortina può dirsi forse la più importante tra quelle finora disputate, lo si deve alla sinergia tra le diverse realtà del territorio. Fondamentale quest'anno è stato infatti l'apporto degli albergatori e dell'amministrazione di Cortina. Voi avete la fortuna di avere un panorama naturale che è uno dei più belli assolutamente del mondo, però la gente va portata comunque a Cortina, e allora occasioni come quelle sportive, come questa del Challenger di tennis, sono fondamentali per voi. Assolutamente sì, abbiamo questa fortuna di vivere in un posto meraviglioso, però sicuramente questo non basta per far venire i clienti e per far conoscere nel mondo il nostro territorio. Manifestazioni come queste sicuramente sono un fiore all'occhiello e sono un'ottima occasione per fare pubblicità al nostro paese. Siamo con Luigi Alverà, assessore allo sport di Cortina. Questo è uno degli eventi più importanti sicuramente per la vostra realtà. È uno dei grandi eventi della stagione estiva, e sicuramente il tennis è in un momento favorevole. Cortina ha il piacere di ospitare questo torneo importante. Di solito si associa a Cortina agli sport invernali, fra un po' insomma anche un bellissimo mondiale di sci, invece ci sono tante altre attività, voglio dire, no, legate allo sport che si può praticare anche d'estate. Ma Cortina è una città che è cresciuta con lo sport, sì, quello invernale, ma l'estate è molto importante, e gli eventi estivi, dalla corsa al bike al tennis, sono quelli che caratterizzano la nostra località. Il panorama va visto da tutti i campi di gioco. Infatti i giocatori che vengono a giocare su questi campi dicono, al di là del torneo, giocare veramente con alle spalle le Dolomiti così è un posto assolutamente unico. Questo è un posto unico, sicuramente il panorama è grande, siamo all'interno della curva d'arrivo della pista di bob, è sempre stato un posto di sport da prima delle Olimpiadi, e i campi da tennis sono valorizzati dalla cornice che hanno
attorno. Una cornice in grado di rendere davvero unico questo torneo, ne è convinta anche la federazione, presente a Cortina con il vicepresidente Gianni Milan, che ha colto l'occasione per ricordare il grande lavoro svolto dai club italiani nell'organizzazione dei tantissimi tornei Challenger che si disputano sul territorio nazionale. Chiaro che su una sede e un sito così importante, così unico al mondo, è uno dei tornei più belli. Tra l'altro voglio ricordare che di questi tornei Challenger in Italia sono circa 22 su 166 nel mondo, quindi pensate, ed è la nazione che organizza più tornei Challenger. Pensate la forza organizzativa che ha in questo momento i vari presidenti, i dirigenti, la passione che hanno veramente i nostri dirigenti di circolo per poter fare un numero così grande di tornei e per poter dare la possibilità ai nostri giocatori italiani di poter accedere e poter scalare le classifiche mondiali. E questi tornei Challenger sono un po' la linfa del circuito internazionale, cioè si hanno bisogno, perché chi è protagonista in questi tornei sicuramente diventerà un buonissimo giocatore a livello mondiale. Io volevo dare una cifra, pensate che Federer ha giocato 8 tornei Challenger nella sua vita, ne ha vinto 1, Djokovic ne ha giocati 11, ne ha vinti 3, quindi non è che siano torneini, ci sono giocatori buoni e per vincere questi tornei vi assicuro è molto difficile. E lo sa anche il vincitore di Cortina, Roberto Carballes Baena, sul quale Milan aveva visto lungo fin dai primi turni. Io questo spagnolo l'ho visto martedì con un italiano e dicevo prima dei miei amici, io non l'ho mai visto giocare, però era un giocatore che da fuori mi dava, tra virgolette, in maniera simpatica, fastidio, nel senso che era uno che non sbaglia mai. Ha dato 6-1 al nostro giocatore italiano che era Vavassori, ho detto ma io non so, questo qua mi sa che qua fa un bel torneo. Avevo ragione.